Ciao amico del Livida Style e bentornato! Nell'ultimo video abbiamo parlato dell'importanza della frutta a guscio. Se non hai ancora visto il video puoi cliccare sul link che vedi qui. Oggi sono qui per parlarti di un'altra categoria di alimenti che troppo spesso dimentichiamo, alla quale pochi di noi pensano quando vanno a fare la spesa o si mettono ai fornelli. Sto parlando dei semi oleosi. Parlo ad esempio dei semi di sesamo, di girasole, di canapa, di chia, di papavero, di lino. I semi oleosi, come puoi intuire dal nome, sono un'importantissima fonte di grassi e li conosciamo molto spesso sotto forma di oli, come ad esempio l'olio di girasole, l'olio di sesamo, l'olio di lino. Ma perché limitarti a consumarli come oli? Sono alimenti meravigliosi e se starai con me ancora qualche minuto scoprirai il perché. La prima cosa che voglio aiutarti a capire è perché è così importante consumare regolarmente semi oleaginosi nel contesto di una dieta sana. Hanno tantissimi grassi buoni, in particolare acidi grassi poliinsaturi, tra cui gli omega 3 e gli omega 6, che sono definiti acidi grassi essenziali perché il nostro organismo non è in grado di produrli ed è quindi necessario introdurli attraverso gli alimenti. In particolare gli acidi grassi omega 3 sono molto importanti per la salute del nostro cuore e del nostro cervello e ne sono particolarmente ricchi i semi di lino, di chia e di canapa. Per quanto riguarda gli omega 6 ne sono ricchi i vari oli di semi, ad esclusione dell'olio di semi di lino, e il loro consumo va limitato perché un eccesso di omega 6 può interferire con l'utilizzazione degli omega 3. Forniscono proteine di buona qualità che possono quindi aiutare a completare il quantitativo proteico della giornata. Sono fonti di fibra solubile che nutre il tuo microbiota e insolubile che aiuta il transito intestinale e riduce l'assorbimento di alcuni nutrienti come ad esempio gli zuccheri. Sono anche molto ricchi di fitocomposti, vitamine e minerali come ad esempio la vitamina E, il calcio, il ferro, il magnesio, lo zinco e il selenio. E allora, per far sì che tu possa godere di tutti i benefici che i semi oleosi possono portare alla tua salute, voglio darti 5 suggerimenti per poterli consumare al meglio. Consumali per arricchire la tua colazione, nel muesli, nella granola, in uno yogurt bianco per esempio, oppure tritali e spolverali su zuppe, paste o nelle pannature. Meglio consumare semi al naturale, non tostati, salati o zuccherati. I semi più piccoli, come quelli di lino, di chia o di sesamo, non possono, al contrario di quelli più grandi, come quelli di girasole o di zucca, essere frantumati in maniera adeguata dai nostri denti. Quindi è necessario, per poter assimilare al meglio le sostanze nutritive in essi presenti, tritarli obbligatoriamente con un macinacaffè, polverizzandoli. I semi di lino possono poi essere utilizzati su pietanze fredde al fine di evitare che con il calore i preziosissimi omega 3 vengano denaturati. La porzione giornaliera ideale di semi oleosi è di circa 30 grammi. Fai attenzione però perché se consumi anche frutta a guscio durante la giornata, questi 30 grammi dovranno comprendere sia la frutta a guscio che i semi oleosi. In ultimo, se utilizzi oli ottenuti da semi oleosi, come ad esempio l'olio di semi di lino, ricordati dopo l'apertura di conservarlo in frigorifero per evitare che i suoi omega 3 così preziosi per la nostra salute si rovinino e quindi perdano i loro effetti benefici. Caro amico, in questo video hai compreso quanto anche questi piccoli semi possono portarti grandi benefici e potenziare la tua salute, motivo per cui non farteli mai mancare. Ricordati sempre lo schema del piatto unico e utilizza semi oleosi per assicurarti grassi buoni. Segui anche il prossimo video di Stefano Polato perché con lui imparerai a preparare un condimento a base di semi oleosi che ti aiuterà a dare sapore ai tuoi piatti. Bene, io ti saluto, ti do appuntamento al prossimo video e, come sempre, se vuoi lasciare un commento o un suggerimento saremo felici di leggerlo. Grazie e alla prossima! Ciao!